Ogni giorno faremo 50 mammografie e chiaramente dobbiamo farle tutte senza che ci siano dei buchi, quindi stiamo facendo in modo che ci sia un'ampia adesione e partecipazione. Deve essere considerata come un'opportunità per fare prevenzione, un'opportunità da cogliere per la propria salute e per prendersi cura di se stessi. E adesso è possibile farlo anche all'interno del proprio comune senza bisogno di spostarsi. Ora l'auspicio è di un'alta adesione in un territorio dove il fare una mammografia si scontrava con le lunghe liste d'attesa e con un'iniziativa che consentirà di poter fare l'importante esame nel proprio paese di residenza. Parte la campagna di screening, il via a inizio maggio, prima tappa il 3 e 4 a Siniscola. La priorità sei tu. Grazie a un camper attrezzato si raggiungeranno i 52 comuni del territorio dell'azienda sanitaria locale, portando in pratica a domicilio l'importante esame, con l'obiettivo dichiarato della medicina di prossimità e di una migliore prevenzione. Questa iniziativa ci permetterà, grazie a un'unità mobile dotata di un mammografo di ultima generazione, di andare proprio sotto casa delle donne, quindi direttamente nel comune di residenza. E questo ovviamente ci permetterà di superare quegli ostacoli che fino ad oggi le donne avevano per poter aderire allo screening, quindi riducendo sia i costi dal punto di vista sociale ma anche economico che fino ad oggi hanno dovuto affrontare. L'esame sarà riservato alle donne tra i 50 e i 69 anni che non l'abbiano effettuato da meno di un anno. Fa paio con le iniziative di medicina di prossimità che stiamo avviando, come dire, anche per altre linee di attività, sempre nell'ottica di individuare il più possibile il domicilio come primo luogo di cura.